Eccoci qui, benvenuti, bentornati a una diretta di Reni J, una diretta unboxing dove ci divertiamo a tirare fuori dalle scatole oggetti, spesso sono vinili, quasi sempre, il 90% delle volte sono vinili, però non sono solo vinili. E quindi andremo a vedere oggi cosa c'è in questi pacchi che vedete inquadrati anche sopra, ok? In questi pacchi, per darvi un aiutino a capire cosa contengono. Andiamo a vedere un vinile che è uscito l'anno scorso, circa a settembre. Ovviamente ci vedete il riflesso dei monitor, va bene. Questo è la Vision e Gigi D'Agostino Hollywood, ok? Queste erano le copie numerate, solo 1000 esemplari. La copia numero 354 è quella che mi capitò a me alla fine della scorsa estate, diciamo. Io durante l'estate, mi ricordo, stavo in vacanza, ho fatto l'ordine e mi arrivò precisissimo da Amazon questo vinile tra l'altro in edizione anche colorata, 1000 limited numbered edition white vinyl, edizione limitata bianca, la Vision e Gigi D'Agostino Hollywood, ok? Detto questo, io passerei immediatamente a sballare, tanto io già so cosa contengono queste scatole, la andiamo a vedere insieme, ok? Allora, sono arrivati momenti diversi. Allora io direi apriamo prima, guardate, ne so due, una è un po' più alta dell'altra, come vedete, simbolo di Amazon. Questo per farvi capire Amazon quanto ci tiene agli imballi. Allora andiamo a sballare, ad aprire. Fedele coltellino, facciamo una cosa, ok, fedele coltellino lo rimettiamo qua, se no poi non lo trovo, sta sempre lì. Allora, imballo super spettacolare, scatola molto alta, dentro c'è questo, ok? Amazon scritto da tutte le parti. Ok, prima di aprire questo andiamo ad aprire anche quest'altro pacco, come vedete simbolo di Amazon Prime scritto sullo scotch da tutte le parti, e noi andiamo a riutilizzare nuovamente il coltellino. Via, voglio vedere un attimo una cosa con il computer, ok? Un benvenuto a tutti quelli che mi stanno vedendo sia sul mio canale Twitch, c'è il canale YouTube e c'è Facebook, c'è qualcuno che mi sta vedendo anche da Facebook. Ultimamente Facebook ho visto che sta facendo degli scherzi per quanto riguarda il copyright sulla musica, accelera, decelera, aumenta la velocità, diminuisce e diventa inascoltabile così la musica. Allora, scatolone più basso di quell'altro, però andiamo a vedere, e qui ce ne sono due di scatole, Opla. Amazon, tutte identiche, Amazon. Allora, anche in gotre civette sul comò, quale apriamo? Vi do il codice a barre, così magari vi indovinate voi che cosa c'è. Il codice a barre è 94111009118. Sono tutti uguali i codici a barre, andate a cercare a che cosa corrisponde, così me lo fate sapere pure a me, senza che sballo, così lascio tutto così, me lo fate sapere sulla chat. Anche questo 94111009118, codice a barre questo qui.
quindi andate su Google, scrivete questo codice e vedrete che c'è codice Amazon 1059-12, questo si legge benissimo, ok? Comunque scherzi a parte, uno di questi scatoli è mio, gli altri due me li hanno chiesti due amici, quindi allora siete curiosi di vedere cosa c'è qui dentro? Che facciamo? Sballiamo o aspettiamo e lo vediamo dopo? Siccome nessuno scrive niente, allora quasi quasi io andrei un attimino, solo che io qui ho i potenti mezzi insufficienti della tecnica e della tecnologia, purtroppo fanno in modo che io purtroppo per vedere 3 chat diverse divento stupido, quindi devo chiuderne una, aprirne un'altra, non c'è altro modo di risolvere questo problema. Va bene, allora vediamo, niente, si implanta tutto, va bene. Allora io direi che facciamo? Apriamo questo, uno di questi 3 pacchi. Vabbè dai, non vi tengo sulle spine, ne apro uno a caso, il primo, sempre con l'apertura facilitata di Amazon, ci sono le frecce qua e c'è il puntino nero, servono per capire che bisogna fare di questo. Vabbè, mo in questo caso io stavo messo male e quindi non mi si è aperta facilmente, comunque funziona sempre, eh. Andiamo a vedere che c'è qui dentro. Allora, ovviamente è un vinile, ok? Andiamo a vedere, facciamo un paragone, via, visto che ci siamo. Paragone, tiriamo un po' più fuori. Che ci sarà qui dentro? Va bene, il nome già si sa, Gigi D'Agostino. Io avrei messo pure i sottofondi, ma qui purtroppo pure Twitch, non usate musica di sottofondo, non siete... Oh, io ho 6.000 vinili, ci avrò diritto a mettere un po' di musica di sottofondo, tutti originali, non ce n'è uno piratato. I vinili non si possono piratare, per quanto all'epoca uscivano pure pirata, però soprattutto ultimamente, perché ritorniamo, lasciamo questo così, ritorniamo un po' a parlare un po' dei vinili, del valore dei vinili nel tempo, prime copie, seconde copie, ristampe, Amazon, edizioni limitate che vanno alle... questo mi pare che adesso imballato sigillato sta oltre 120 euro, ma questo costava manco 20 euro, 25 euro, non lo so, non mi ricordo bene l'anno scorso, ma costava poco questo. Ma così ne posso dire tanti altri. C'ho un vinile di Robert Miles che è arrivato a 700 euro, ma non esiste proprio una cosa del genere. Cioè, allora, vediamo di fare un po' il punto della situazione sul vinile, sulla rinascita del vinile, sulle ristampe, sulle prime copie, su quanto riguarda i vinili di una volta, che secondo me, come spesso poi si trovano, i vecchi vinili vanno pagati una cifra quasi irrisoria, quasi simbolica, per diversi motivi. Allora, il primo motivo, il più importante, è che il prezzo di fabbricazione dei diritti SIAE, di tutto quello che c'era dietro a un vinile, si è già ampiamente ripagato quando quel vinile è stato venduto negli anni 60, 70, 80, 90, quando è stato venduto, diciamo, è passato dalla produzione alla distribuzione al cliente finale. In quel momento quel vinile ha esaurito, diciamo, il suo costo, quindi il suo costo, diciamo, si è azzerato, ok? Quindi al massimo può avere un valore affettivo, un valore personale che ognuno può dare a un vinile piuttosto che a un altro. Per esempio a me piacciono parecchio, sapete, vabbè, io ascolto tutti i tipi di musica,
piacciono parecchio i Queen, Vasco Rossi, Lucio Dalla, troppi ne posso mettere in mezzo. Ultimamente sto pubblicando tutti i vinili che ho di Riccardo Cocciante. Insomma, diciamo, io spazio parecchio nella musica, c'ho Europe, insomma, io poi che ascolto qualsiasi tipo di musica, lo sa benissimo Alexa, detto sottovoce così non mi ha sentito, con cui io ascolto parecchia musica, tra l'altro, oltre ai miei 6.000 vinili. Quindi tornando a questo, i vinili, diciamo quelli vecchi, hanno un valore prettamente simbolico e poi prettamente personale, che va anche in base al numero delle copie che ne sono state fatte. Però ricordiamoci una cosa: adesso quando noi leggiamo qua, ecco, questo è quello della volta scorsa, voi leggete qui 1000 limited numbered edition, quello che vi pare. Allora, una volta c'erano solo vinili, cassette e CD. Diciamo, i CD erano quelli che costavano di più, ok? Perché la produzione era molto più complicata all'epoca. Adesso i CD con 5 euro, un altro po' ti danno 10 CD, 50 centesimi l'uno, ci stanno dentro ai cestoni. Cioè adesso il CD, diciamo, ha perso parecchio di valore, anche se poi andiamo a vedere, ci sono dei CD che costano molto più dei vinili da collezione, che sono i vecchi singoli che uscivano negli anni 90, soprattutto seconda metà degli anni 90, dove uscivano dei CD o quelli piccoli piccoli o quelli grandi con dentro solo le stesse versioni che stavano nei mix. Quelli ne sono usciti a tiratura talmente limitata che non si trovano, e quindi i prezzi stanno alle stelle di quei CD. Tornando ai vinili però, quelli vecchi, diciamo, vanno in base alla tiratura, in base pure a che data hanno. Però io ho trovato dei vecchi vinili anni 70, che siano questi 45 giri o 12 pollici, anche mix, che c'erano pochissimi mix negli anni 70, perché andava molto il jukebox, andavano i 45 giri, a casa chiunque aveva un penny, un lettore di 45 giri c'erano, andavano molto di più, e poi andavano i 33 giri. I 33 giri si parla sempre di milioni di copie. Adesso noi quando leggiamo 1000 copie ce ne sembrano tante, proprio perché è diminuito il pubblico del vinile. Ok, quindi 1000 copie è ovvio che una volta venivano date solo ai vari negozi di dischi che stavano a Roma, perché c'erano Magic Sound, ne dico 3 o 4, Remix, Goody Music, la discoteca laziale. Ce n'erano tanti di negozi di dischi a Roma, ognuno se ne prendeva 70, 80, 90 copie. E qui stiamo parlando solo di Roma, poi ci stavano tutti i negozi nelle province, Latina, Rieti, insomma. Quindi a livello italiano venivano stampate diverse centinaia di migliaia di copie, ok? Nella maggior parte dei casi pure finivano e si ricorreva poi alla seconda stampa, alla terza stampa e così via. Ok, poi dipendeva pure dal successo che c'aveva un vinile. Quindi diciamo che le copie di quegli anni lì sono copie a grandi tiratura, cioè tiratura di numeri molto grandi, ok? Adesso a Amazon, anche la discoteca laziale, Goody Music, ci stanno tanti che si sono messi a produrre dei dischi loro, fanno delle tirature molto molto limitate, e poi il risultato qual è? Che avendo una tiratura così limitata, le prime 1000 persone a livello italiano, che se noi pensiamo su 60 milioni di persone che ci sono in Italia, ovviamente non tutte sentono i vinili. Vogliamo mettere che su 60 1 milione di persone sentono i vinili? 1 milione di persone sentono i vinili. Su questo milione, andarle a prendere 1000, è ovvio che se è un disco che piace finisce abbastanza subito. E quindi poi praticamente che succede? Che il prezzo di queste riedizioni, di queste edizioni limitate, spesso pure autografate, le edizioni autografate di Amazon poi è uno spettacolo, perché ho visto diverse foto, diverse dirette di diversi artisti che pubblicavano, diciamo, dove vengono autografati i CD e i vinili di Amazon. Loro vengono accolti dentro una grande stanza dove c'è un grande tavolo, più grande anche di questo,
dove vengono messi impilati tutti i CD o i DVD da siglare, e poi loro si mettono lì mentre chiacchierano con, diciamo, gli addetti ai lavori eccetera che stanno lì intorno a loro, siglano una per uno tutte queste copie. Quindi stanno lì ed è quasi anche piacevole, una giornata diversa. Dice andiamo da Amazon a fare il firmacopie, non è come una volta il firmacopie con tutto il pubblico davanti, gente che strillava, bambini, bambine, ragazzine, ragazzini urlanti, no, è anche molto più tranquillo il firmacopie, ed è per questo che Amazon utilizza le copie firmate, perché agli artisti quasi tra virgolette non costa niente andare lì una mattinata, perché poi alla fine se uno ci pensa a fare 1000-1500 firme, alla fine con 2-3 ore bene o male si firmano tutti. Però che cosa succede? Io ce n'ho tanti pure di vinili firmati da Cristina D'Avena, da tanti artisti. L'ho preso, l'ultimo è quello di Zucchero, ve lo voglio far vedere. Eccolo qua. Abbiamo fatto l'unboxing insieme. Eccolo qui, Zucchero, e questa è la firma di Zucchero. Vedete? Questo pure è firmato, autografato, non è numerato, però almeno è firmato. Allora, praticamente aumentano immediatamente di prezzo, soprattutto su eBay. Su eBay queste tirature limitate raggiungono dei prezzi enormi, va bene? E quindi io non so se essere d'accordo su questo fatto. Io fossi in Amazon, visto che vanno, cercherei di mantenere i prezzi bassi, accessibili a tutti, perché poi se no va a finire sempre che queste cose poi viene fatta la speculazione. Io non sono uno di quelli, a me me l'hanno chiesti questi, sono tutti uguali, me l'hanno chiesti due amici miei, gliel'ho presi per loro, non sono miei, quindi niente, questo è. Allora, andiamo a sballare questo. Eccoci qua. Io sballo solo questo perché questi altri, ripeto, non sono miei, non li posso toccare. Ne ho scelto uno, tanto non è numerato. Gigi D'Agostino, bla bla bla, e ve l'ho fatto vedere. Eccolo qua, vinile, Gigi D'Agostino. Allora, ecco i brani, non so se la telecamera li mette a fuoco, col cavolo. La posso mettere come mi pare sto vinile, ma tanto non si legge. Vabbè, sono 325 versioni, una è la Radio Cat, la seconda del lato A c'è scritto Abbentenza Mix, poi al lato B c'è l'album version, la versione album, la seconda del lato B è la Drammentenza Mix, 6 minuti e 32, questa deve essere una bella versione, vabbè che io l'ho sentite tutte, quindi mi piacevano tutte. Si trovano tutte quante su YouTube, se le volete sentire. E poi c'è la Dark Mix, 5 minuti e 36. Comunque stanno tutte quante su YouTube. Il CD ha più versioni, ha 2 versioni in più. E questo però è il vinile. Volete mettere, ma adesso questo lo metto insieme a questo, al meglio di Gigi D'Agostino, che era un triplo vinile bianco che ho di là. Va bene, comunque. Questo è quanto. Allora, siccome non voglio dilungarmi oltre, volevo farvi vedere le novità che usciranno, che sono già uscite, alcune, no, oggi è 5, alcune sono già uscite, altri usciranno durante il mese di giugno. Come facciamo a sapere che vinili usciranno durante il mese di giugno? Allora, molti sanno, quelli che mi seguono soprattutto, che io sto curando parecchio il mondo del vinile. Il mondo del vinile è sia una pagina di un sito internet più grande e sia una, diciamo, pagina Facebook dove io vado a introdurre parecchi vinili ogni giorno. Amazon sta investendo parecchi soldi sui vinili e calcolate che quando su Amazon li trovate a prezzi esagerati, tipo 100 euro, 200 euro un vinile, non è Amazon direttamente che li vende. Attenzione, Amazon li mette in vendita a prezzo normale, anche perché con tutto che ci ha investito tanti soldi, perché io ho cercato di vedere quanti sono i vinili in vendita su Amazon, ma sono migliaia, non ci si fa quasi a vederli tutti, anche perché sto cercando di organizzare musica italiana, picture disc, dischi colorati, dischi autografati, quindi sto cercando di fare un po' d'ordine, ma sono talmente tanti che ancora non l'ho visti tutti neanche io.
ed è da novembre che ci sto combattendo più o meno, che li compro su Amazon è da tanto, dal 2016, quindi infatti molti vinili che ho sono aumentati di valore nel tempo, ce l'ho dal 2016, stanno lì, ho dei dischi di Max Pezzali usciti nel 2017 pure che valgono un sacco, non lo so perché, io non li vendo, io prendo sempre per me, basta, questo è quello che faccio. Per esempio adesso sta andando molto bene il nuovo disco dei Litfiba che dovrà uscire, ma adesso lo vedremo insieme. Però io, diciamo, nel caso ne comprerò una copia per me, non è che me ne compro 50 copie, queste ne ho prese di più per due amici miei, quindi ma non li compro assolutamente, non li prendo. Allora, detto questo, facciamo una transizione e andiamo su qua. Ok, apriamo questo e questo è il mondo del vinile. Ho scelto questo browser perché qui non è stato fatto l'accesso, cioè lo vedete esattamente come compare a voi e non come lo vedo io, che io ho delle altre feature. Ok, allora, tra l'altro qua però così non vi posso far vedere come funziona. Allora, un attimino solo, allora che vediamo qua. Allora, questa è la live, andiamo qua. Allora, il mondo del vinile, vediamo qua perché sennò non vi posso far vedere come funziona. Allora, questo, voi che siete registrati a Facebook, vi compare il mondo del vinile così come lo vedete adesso. Sopra c'è diciamo, il logo con la scritta e poi ci sono queste altre iconcine qua. Allora, vogliamo vedere quelli che usciranno a giugno? Noi mettiamo giugno, ok? E andiamo a fare una ricerca. E qui ci escono tutti i vinili che usciranno a giugno, vedete? Preordine esce l'11 giugno, ok? Preordine esce il 4 giugno, preordine esce il 12 giugno, ok? Qua, questi sono già usciti il 4 giugno, ecco. Guardate, esce l'11 giugno, c'è scritto tutto, 17 giugno, tutto quanto, questo è il 12 giugno, vedete che durante, ecco, andiamo a vedere per esempio questo, apriamolo in un'altra scheda, questo sta andando per la maggiore, questo uscirà il 25 giugno, quindi a fine mese, io vi continuo a far vedere perché vedo che sta ancora aprendo la finestra, purtroppo il mio PC è un po' lento, ho diverse finestre aperte, quindi è un po' lento, ecco. Questo, se ci clicchiamo sopra, qui avete la descrizione, preordine costava, quando io l'ho inserito, quindi il 1 giugno, costava 32,40. Se ci cliccate sopra vi apre direttamente la pagina Amazon per fare l'acquisto. Andiamo bene, finito ragazzi, porca miseria, finito, andato. Come vedete, io stamattina ci sono andato a vedere e ancora c'era, al momento non disponibile. Porca miseria, oh. Sì che questo io l'ho messo il 1 giugno, oggi è 5, finito. Adesso bisogna vedere Amazon se ne stamperà altre copie oppure no. Tra l'altro era pure una bella edizione perché è un fluo green. Porca miseria, al momento non disponibile. Porca miseria, qui sono rimasto stupido anche io, perché stamattina vi garantisco che c'era. Stamattina c'era, incredibile, Litfiba 3, sbam, finito. Mamma mia, oh. Vanno a ruba i vinili, vanno proprio a ruba. Ok, opla, sbagliato a mettere, questa è. Comunque ecco, per esempio questo esce l'11 giugno. Questo esce l'altro 11 giugno, questo il 25 giugno. Andiamo a vedere per esempio, ecco, questo che esce il 18 giugno, ok? Andiamo a fare, apri in un'altra scheda, aspettiamo un attimo che si apre. Sono curioso di vedere se, ecco, Capo Plaza, esce il 18 giugno, vediamo se c'è ancora. Sono curioso, attendiamo che carica la pagina di Amazon. Intanto ci andiamo a vedere qualche altro. Guardate quanti ce ne devono uscire a giugno,
a giugno proprio parecchi, anche questo. Tra l'altro, quando sotto Amazon c'è scritto prenotazione al prezzo minimo garantito, vuol dire che se nel frattempo che esce il vinile vengono fatte delle offerte, voi lo pagherete al momento che viene spedito al prezzo minimo che è stato presentato su Amazon. Quindi ci pensa Amazon a farvi avere il bene al prezzo minimo che è stato presentato. Mazza, ci sta a mettere un secolo aprire quella pagina Amazon. Comunque ce ne sono tanti. Allora, che altro volevo farvi vedere? Allora, chiudiamo questa, andiamo a vedere. Ecco qua, questa ancora c'è. Data uscita 18 giugno, vedete? Prenotazione al prezzo minimo garantito. Se da adesso al 18 giugno viene fatta un'offerta e da 28 passa a 25 e voi avete fatto l'offerta a 28, cioè ve lo siete aggiudicati a 28, lo pagherete 25, ok? Quindi al momento dell'acquisto Amazon vi toglierà 25 euro invece dei 28 se in questo periodo viene fatta un'offerta, ok? Allora, quello che volevo farvi vedere è che se invece volete fare una ricerca addirittura per autore, qua ci mettete Vasco e vi fa vedere. Io piano piano li sto inserendo, però sapete sono migliaia, centinaia, vedete? Questi sono i dischi di Vasco che io già ho inserito, ok? Piano piano li sto inserendo, ci vuole tempo ragazzi, me lo vedete un attimo, qualcuno è pure doppio perché magari vengono fatte delle offerte nel tempo e io lo ripubblico, ok? Quindi questi sono i dischi di Vasco. Se volete fare una ricerca mirata sul cantante che vi piace, che ne so, mettete qui Zucchero, mettete Zucchero, ecco che esce, diciamo, i vinili di Zucchero che io ho inserito, ok? Sto inserendo piano piano sempre più vinili che sono già, poi che ne so, volete un vinile Marbled significa che il vinile è tutto striato come questi qua, vedete? Guardate che belli questi vinili Marbled, ok? Questi sono vinili Marbled. Volete dei vinili colored colorati? Allora ci mettete colorato e vi fa vedere i vinili colorati, ok? Quindi voi potete fare una ricerca mirata all'interno di questa pagina Facebook a seconda di come volete cercare il vostro vinile. Guarda, questa l'ho messa il 14 maggio, l'ho rimessa pure oggi mi pare, se non mi sbaglio, non mi ricordo. Comunque pure quelli erano bei vinili perché erano magenta trasparente e giallo trasparente, ok? Poi che ne so, volete vedere i picture? Allora scrivete qui picture disc e qui vi escono tutti i vari, vabbè, questo è picture book perché è il titolo dell'album dei Simply Red, vabbè, però se no trovate i picture disc, vedete, questi sono tutti i picture disc, questo pure mi pare che era un picture disc, vedete, c'è scritto. Purtroppo questo si chiama picture book e quindi esce pure lui, ma quello non è un picture disc in questo caso, ma è il vinile dei Simply Red che si chiama proprio picture book. Questo pure è edizione picture di Loredana Bertè, e questi sono tutti altri picture disc e io piano piano ne metterò sempre di più. Allora voglio approfittare di questo tempo, guarda, proviamo a farlo direttamente di qua per farvi vedere un'altra cosa. Allora, se voi andate su renijstore.it, ok, vi si apre il mio store su diciamo questo è il sito internet che riporta poi su Amazon, ok? Questi sono i giradischi a trazione diretta, trazione a cinghia, testine, puntine e shell con chi per i giradischi, i slipmat, ma quello che voglio farvi vedere sempre è il mondo del vinile, ok? Allora, qui ci sono tutti i vinili picture disc che io li sto aggiungendo, ne sto mettendo, ma è più veloce Amazon di me a pubblicare tanti picture disc. Questi sono tutti picture disc, guardate che belli, quelli con sotto il prezzo, come vi ho sempre detto, sono già disponibili, li potete acquistare subito. Quelli dove non c'è il prezzo, magari Amazon li rimetterà disponibili, oppure non saranno mai più disponibili, o sono disponibili da venditori terzi.
Vediamo questo è disponibile da venditori terzi, 11 venditori a 28 euro. È Amazon stesso che non ce l'ha, ma se voi cliccate qui potete fare l'acquisto da un venditore terzo, ok? Quindi non è detto che se non c'è il prezzo sotto il vinile non è disponibile. Un'altra cosa ve lo fargli vedere, vinili colorati o trasparenti. Questi sono tutti vinili colorati o trasparenti che sono in vendita su Amazon. Siccome sono tantissimi, allora io che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto dividere in due liste di idee e sto popolando, questa è la 1, anche la seconda. Allora, vediamo un po' se mi fa vedere quello che è il mio negozio. No, il tuo profilo pubblico, maggiori informazioni, consigliate per te, come funziona. Ecco, allora, eccolo qua. Questo è vinili colorati e trasparenti 2 dovrebbe essere. Purtroppo vedendolo, no, questo è l'1, vedendolo come lo vedete voi, a me compare diversamente, quindi lo sto vedendo per la prima volta come compare a voi, è il bello della diretta. Io ho creato una nuova lista di idee che si chiama vinili colorati o trasparenti. Ho pure le compilation su vinile, piano piano le sto aggiungendo anche qui. Qui troverete solo le compilation. Qui si è reso necessario creare i siti internet perché qui Amazon non mi permette di dividere tutto per tipologia, quindi qui troverete pure ciò che c'è su class74.it, troverete quello che c'è su legolando.it, quello che c'è su starwarsstore.it, è tutto mischiato qua, purtroppo. Allora non la vedo la lista di idee, possibile che non la... forse è questa. Vinili, sì, questo è il 2. Allora, questi sono tutti vinili colorati e trasparenti che in teoria non ci sono dall'altra parte. Come vedete, questo è rosso, questo è addirittura argento. E qui ci sono tutti i vinili colorati e trasparenti che non sono in quell'altra lista, li trovate qua. Quindi diciamo che per vederli è più immediato rispetto a Amazon normale, che quando uno fa una ricerca escono fuori un sacco di pubblicità, un sacco di prodotti sponsorizzati in mezzo alla vostra ricerca. Invece qui è più diretto, qui trovate diciamo già filtrati, ma non solo i vinili, qui se entrate nel mio store trovate un po' di tutto già bello e filtrato. Per esempio, ecco, tutti già belli e filtrati i giradischi con trazione diretta, vedete? Questi sono tutti e soli giradischi a trazione diretta, ok? Mi sa che non voglio rubarvi ulteriore tempo, quindi andiamo un'altra volta su Renny J Store, che è il negozio diciamo su Amazon. Eccolo qua, qui c'è la pubblicità ovviamente agli altri miei siti. Qui ovviamente continuando trovate tutto ciò che serve per pulire i vinili, tutto ciò che serve per portare in giro chiavette, vinili, giradischi, CDJ, mixer, eccetera. Qui trovate divisi correttamente sia i lettori CDJ multimediali che hanno un lettore CD e sia i lettori multimediali che invece leggono solo chiavette, cloud, musica liquida ma che non leggono assolutamente i CD. Console all-in-one stand-alone che non necessitano di PC, vi portate solo la console, dove andate, ci attaccate due casse amplificate attive e andate direttamente a fare la vostra festa, la vostra serata. Invece i mixer per DJ a cui potete attaccare lettori multimediali, lettori CDJ, giradischi, quello che ci avete. I controller USB per DJ, questi hanno bisogno, necessitano per forza di cose di un PC fisso o portatile, hanno bisogno del PC. Queste invece sono le casse monitor attive che non hanno bisogno di un amplificatore esterno per funzionare, ma solo del segnale proveniente da un mixer, da una console, da dove vi pare. Ok? Qui ci sono gli amplificatori con le casse passive, quindi dovete comprare un amplificatore e una coppia di casse. Qui c'è il DVS, ovvero il DJing alternativo scritto, perché con il DVS voi avete due vinili che sono sempre quelli, o due CD, quello che vi pare, due vinili che sono sempre quelli, voi non li leverete mai dal piatto. I brani stanno sul computer, potrete riprodurre facendo girare i vinili e facendo tutto come se fosse un vinile, però effettivamente la musica è digitale ed è memorizzata sul computer.
ok? Quindi questo è il DJing alternativo, ci sono tutte le schede audio, tutto ciò che vi serve per attivare questa funzionalità tra virgolette innovativa. Ci sono anche i phase che invece addirittura invece che essere un vinile o un CD addirittura è soltanto una pennetta da appoggiare sui giradischi che rileva i movimenti del disco, li invia via wifi ad una centralina che li riceve, che è collegata al PC, e quindi voi potete fare il DJing come se fosse il vinile e invece anche in quel caso le tracce stanno sul PC. Questi sono i vinili di controllo, come vi dicevo, per utilizzare il DVS. Ci sono tutte le varie cuffie e microfoni per fare il DJ, tutti i vari mobili per gli sterei, perché stanno tornando di moda amplificatori, piastre, giradischi, kit 5.1, 7.1 eccetera, e uno ha difficoltà a mettere tutti questi apparati perché una volta li davano insieme agli sterei, il mobile per lo stereo, io ce ne ho due, tutti e due marcati Technics, ma adesso non si trovano quasi più, quindi io qui ho messo una selezione di mobiletti atti ad ospitare i vari componenti di un home theater, diciamo, di un impianto audio hi-fi da casa. Mi viene sempre più volte chiesto anche oggi come fare le dirette, microfoni, aste, treppiedi, green screen, iRig, come fare le dirette col cellulare per trasmettere l'audio in modo migliore. Qui trovate tutti gli accessori, anzi oggi ne devo aggiungere altri 2 o 3 che me ne sono accorto oggi proprio chiacchierando su un canale sotto un post di un utente di Facebook. Ho trovato che ci sono altri 2 o 3 oggettini che devo metterci. Le SD card, le pendrive da usare con le console o con i CDJ, gli MDJ, i lettori multimediali, l'abbigliamento per i DJ, e così si termina, diciamo, con i mini compatti. Questi sono, diciamo, di qualità un po' inferiore, però fanno la loro bella figura in un salone. Diciamo, sono dei mini compatti, spesso il giradischi è trazione a cinghia, spesso il braccio è molto molto leggero, spesso le puntine sono quelle che 10 puntine costano 5 euro, quindi non c'è pretesa di qualità da questi apparecchi, fanno solo scena in un salone, però riproducono un vinile, riproducono una cassetta, riproducono il DAB è Digital Audio Broadcasting, il nuovo sistema radio che quasi tutte le macchine moderne già hanno, mentre i vecchi tuner, le vecchie radio non ce l'hanno, e invece questi spesso, alcuni modelli di questi compatti già ricevono anche in DAB, ricevono via Bluetooth, potete mettere quello che vi pare, le pennette, hanno l'USB, quindi ci attaccate una pennetta, una scheda SD piena di MP3, diciamo sembrano antichi, sembrano vintage, ma invece dentro la tecnologia è super moderna, è eccessivamente moderna dentro questi mini compatti hi-fi. Ok? Detto questo, io tornerei su di me per salutarci. Allora, io ringrazio tutti di aver seguito questa diretta, diciamo anche abbastanza veloce. Abbiamo sballato bla 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 di Gigi D'Agostino, che tra l'altro, come vedo, non è neanche numerato, ma dice che è in edizione strettamente limitata, ma ancora lo trovate, quindi non è che non si trova. Infatti io, quando me ne sono accorto, ho richiamato quei 2 amici miei, ho detto: ma siete sicuri che, perché all'epoca loro non lo potevano prendere, e mi hanno chiesto a me quando l'ho preso io, dice: me lo prendi pure per noi? Io ho detto: non c'è problema, cioè, tanto costava pure poco, quindi gli ho detto: posso anticipare tranquillamente i soldi, ma poi alla fine è rimasto là, ci sta ancora su Amazon, almeno stamattina c'era, quindi lo trovate anche questo su Il Mondo del Vinile, la pagina Facebook, se scrivete Gigi D'Agostino ve lo trova subito immediatamente, bla bla bla, e quindi lo potete ancora comprare al prezzo minimo che stava, al prezzo suo, senza che viene aumentato di prezzo. Detto questo, non ho che da darvi appuntamento alla prossima diretta, che allora sicuramente lunedì vedremo di fare una diretta musicale, sempre se ci permettono, perché Facebook accelera, decelera, si sente uno schifo la musica su Facebook ultimamente, però si sente bene su YouTube e su Twitch e gli altri 2 miei canali. Metteremo un po' di musica, voi sapete io metto tutto, cartoni animati, Italo Dance,
ho fatto pure serate trance, progressive trance, un po' tutto. A me piace tutta la musica, può darsi pure che prendo e metto tutta musica solo dei Queen, oppure scendo giù con tutti i 33 giri di Vasco e metto Vasco Rossi o Lucio Dalla, quello che mi sento metto. Poi io non preparo niente, vado giù e scelgo. C'ho ancora tutti i vinili da Capodanno giù e ancora ve ne devo far sentire perché li avevo preparati, ne avevo preparati proprio parecchi per Capodanno, proprio perché non sapevo neanche a Capodanno che musica mettere e quindi stanno là, volendo vi posso far sentire anche quelli. Vedremo, magari vi faccio sentire Riccardo Cocciante, non lo so, anche di Riccardo c'ho parecchia roba, o Eros Ramazzotti, boh, possiamo spaziare, guardate, veramente. Ok? Allora, io ho detto questo, questa diretta finisce qui, vi saluto, il prossimo unboxing sarà molto interessante perché ho fatto un grande acquisto e sarà un unboxing come una volta. Se mi ricordo, quando farò la diretta, ci scriverò proprio unboxing come una volta e lì capirete perché come una volta. E quindi niente, mi farà molto piacere fare quell'unboxing. Se volete seguirmi, purtroppo non ho orari e quindi all'improvviso prendo e faccio una diretta. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento o a lunedì sera ore 21:30 sui miei canali Twitch, Facebook o YouTube che trovate in descrizione, oppure alla prossima, ma senz'altro sarà dopo lunedì perché il prossimo pacco mi arriverà martedì e quindi sicuramente poi l'unboxing verrà fatto mercoledì o giovedì, non lo so. Quindi sicuramente ci sarà la prossima diretta che farò sarà lunedì alle 21:30 Twitch, YouTube e Facebook. Ok? Grazie a tutti e buon sabato pomeriggio, buona serata.